3 luglio 2022, un frastuono cancella in pochi secondi vita e futuro di 11 alpinisti esperti, scuote nel profondo chi è rimasto ad osservare la drammaticità di un evento imprevisto e imprevedibile che è stato il motore di un'iniziativa maturata quando ormai il bilancio della tragedia è diventato chiaro a tutti. È nato così il manifesto etico della Marmolada, 5 punti chiari per ribadire la necessità di continuare ad avere una montagna aperta, sì, ma ad una frequentazione consapevole. Frequentare la montagna vuol dire dover gestire gli aspetti del rischio legati all'oggettività dei rischi della montagna e alla soggettività dei rischi legati a chi la frequenta. Un processo complesso che deve essere aggiornato di pari passo ai cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo. A ideare il manifesto le guide alpine del Veneto, i primi sottoscrittori, Soccorso Alpino e CAI regionale. Prevenzione, formazione, educazione, l'impegno dei 3 fautori del manifesto. Se noi riusciamo a informare le persone, si prevengono tanti incidenti che possono succedere in montagna. La montagna va affrontata conoscendola. Il prossimo 30 ottobre ad Alleghe il manifesto sarà presentato ufficialmente alla presenza dei familiari delle vittime della Marmolada e dei superstiti. Anche da lì sarà ribadita la necessità di andare in montagna con la testa fuori dallo zaino. Ne vediamo sempre di tutti i colori. La impreparazione si nota, insomma, la non pianificazione dell'escursione che si va a affrontare, ma soprattutto uno deve essere consapevole dei propri limiti. Questo vuol dire che deve prepararsi, allenarsi.